L'Avvocato Righi. Signor Presidente, signor del Tribunale, signor Pubblico Ministero, io mi occuperò del secondo capo di imputazione, quello relativo al Maruca Rima detta Ruby, mentre invece il collega Pantano tratterà del procedimento, dell'imputazione di cui è il capo numero 1, cioè delle famose cene. Credo che sia indispensabile una premessa prima di addentrarsi negli aspetti argomentativi, di fatto e giuridici che riguardano questo capo, di cui mi occuperò. È una premessa che prende spunto anche dalla stessa premessa fatta dalla pubblica accusa nella sua requisitoria, la quale ci ha detto che non è un processo politico. E io condivido questa affermazione, o quanto meglio, la condivido in parte, perché ritengo anch'io che non è stato celebrato un processo politico, che è stato celebrato un processo in maniera corretta dal punto di vista procedurale, rispettando quelle che sono le regole che ci impone il Codice di procedura civile. Così come ritengo che nessuno di noi debba essere influenzato dal procedimento connesso che riguarda l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. E quindi questo mi dovrebbe far pensare che si tratti di un processo normale. Però, alla luce soprattutto del metodo di indagine del pubblico ministero, sin dall'inizio delle indagini, non posso ritenerlo un processo normale. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna, non si riesce a ricondurre questo processo alla normalità, agli altri casi simili celebrati di fronte ai nostri tribunali. Questo perché l'impostazione del pubblico ministero è stata sin dall'inizio un'impostazione che più tardi dirò fallata, che più tardi dirò imparziale e sicuramente incompleta. Una impostazione della pubblica accusa che parte, si fonda e si ferma sulle intercettazioni telefoniche, rinunciando a qualsiasi tipo di approfondimento, a qualsiasi forma di ricerca della verità che il codice consente alla pubblica accusa, perché quello, in un processo normale, deve essere lo scopo che tutti noi ci profeggiamo: accertare la verità e addivenire, attraverso il dibattimento, alla verità processuale e da di lì qualificare i fatti. Perché dico che la strategia usata dalla pubblica accusa non è normale, non è usuale, non è quello che viene fatto in tutti gli altri processi di questo tipo? Non sono mai state sentite, pur essendo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mai state sentite la stragrande maggioranza delle ragazze. Si è voluto considerare prova unica, incontrastabile, che non richiede riscontri e che non teme smentita, le intercettazioni telefoniche. A quel punto l'accusa si è fermata. È rimasta ferma su questo suo immobilismo accertativo, è rimasta ferma fino ad oggi. Non devo ricordare certamente a voi che la persona offesa, El Maruca Rima, è stata citata da voi solo perché questa difesa si è rifiutata
di utilizzare i verbali degli interrogatori resi, perché affetti, a nostro avviso, da una grave carenza e da una nullità. Non sono state sentite le ragazze che avevano a disposizione, che avevano subito sequestri e perquisizioni, che erano già nelle caserme, erano già negli uffici della procura, pronte per essere sentite, per chiarire i fatti. Perché quello dovrebbe essere lo scopo dell'indagine in un processo normale. Chiarire se questi fatti costituiscano reato o meno. Chiarire questa miriade di rapporti, 33, 34, che ci sono stati fra tutto questo gruppo di giovani donne e Silvio Berlusconi. Chiarire i singoli ruoli, domandare a ciascuna di queste ragazze che ruolo aveva avuto nei loro confronti, nei confronti di ciascuna, Lele Mora, Fede e Nicole Minetti. Tutto questo non è stato fatto, non mi interessa a questo punto ormai sapere il perché, però ritengo giusto, doveroso nei vostri confronti, evidenziare questa carenza investigativa che poi nell'evoluzione, utilizzo un termine, in quasi una certa osmosi, è diventata carenza probatoria. Non solo, non si ferma a non sentirle durante le indagini, no, non le sente neanche al dibattimento, non le ritiene utili. Non è importante sentire una ragazza per sapere se ha avuto dei rapporti sessuali, se questi sono oggetto di un rapporto prostitutivo, se c'è un rapporto di meretricio o meno. Non è importante, abbiamo le telefonate. Effettivamente qualche teste l'ha sentito, mi si consente, sembra quasi una coincidenza, ha sentito quei testi che più o meno ha indovinato da subito potessero confermare in parte, riscontrare in parte la tesi accusatoria. Questo però vale per il capo di imputazione che tratterà il mio collega, perché per quanto concerne l'imputazione Ruby, non ci sono testi. Non temo smentite, signor Presidente e signore del Tribunale, perché sul rapporto prostitutivo presunto fra Ruby e Silvio Berlusconi non ci sono testi. Li abbiamo dovuti citare noi, perché le partecipanti alle cene a cui ha partecipato Ruby non sono state chiamate di fronte a voi dal pubblico ministero, non gli servono. Si baserà su altri indizi, su altre prove, a loro dire, che poi affronteremo. Tutto questo in ossequio a questo fantomatico presupposto, presunto sistema prostitutivo, che loro considerano già dimostrato dalle telefonate. Io, seguendo anche poi quelle che sono state gli aggettivi utilizzati dalle altre parti, secondo l'ipotesi accusatoria potrebbe essere considerato un tritacarne, un gigantesco tritacarne già predisposto, non si sa quando, non si sa come, non si sa da chi, pronto a macinare qualsiasi ragazza che entra nel raggio di azione di questo sistema. E che non ci sia stato approfondimento, lo vedete, lo sapete già, nonostante i vostri sforzi, e lo vedremo adesso affrontando gli argomenti in ordine. Tutte le cene sono uguali. Secondo la requisitoria del pubblico ministero, 700 pagine, di cui almeno 600 sono di nuovo le telefonate, vi ha ritrascritto le telefonate trascritte. Ma nella loro ricostruzione tutte le cene sono uguali. Non importa se e chi ha partecipato a quella cena, non importa quando sono state effettuate,
Basta un testimone per una cena, quella è la cena prototipo, secondo l'accusa. Tutte le altre cene non possono aver avuto una loro evoluzione da cene eleganti a cene a scopo sessuale. No, è impossibile. Tutte le cene sono state da sempre ad Arcore, effettuate con lo stesso sistema provato, forse, loro sostengono, per una cena. Tutte le ragazze sono uguali. Oltre alla divisione, al sistema trifasico, suddiviso in reclutamento, assaggio, cena e poi atto sessuale, e poi lo vedremo nel dettaglio, addirittura tutte le ragazze sono uguali. Basta essere entrati nell'orbita del sistema per essere considerate prostitute. L'unico che le considera prostitute è il pubblico ministero. Nessuna di loro si è dichiarata prostituta. Alcune di loro, testi dell'accusa, sono andate via sdegnate, dicono, dalle cene, senza parlare di nessun tipo di attività persuasiva, induttiva, di insistenza, di inviti. Addirittura abbiamo il teste chiave, il fotografo dell'accusa, la signora Tumini, che viene briefata, e poi ve ne parlerà il collega Pantano, viene invitata, assiste a spettacoli, a suo dire anche con qualche risvolto sceno, prende soldi e se ne va via tranquillamente. Direi qualcosa in più di Batilana, Danese e altre, perché ha preso 2000 euro, però la Batilana è prostituta così come quella che ha dormito a Arcore, ma non è prostituta da Tubini. 3 tipologie di ragazze buttate là senza un criterio e soprattutto, tornando al mio assunto, senza chiederglielo a tutte le altre. E infatti nella requisitoria fa un po' retromarcia, perché il pubblico ministero a un certo punto si accorge di essere arrivato vicino all'obiettivo, perché trattandosi di prostituzione minorile, favoreggiamento alla prostituzione, induzione alla prostituzione, l'atto prostitutivo, che mi si dica, come quando mi si dice che non esiste il tentativo, l'atto prostitutivo dovrebbe avere una sua importanza. E nella requisitoria voi avete ascoltato il pubblico ministero dice basta arrivare alla seconda fase, cioè basta arrivare alla partecipazione alla cena e a quel punto l'induzione alla prostituzione, pur in mancanza della prova dell'atto prostitutivo, è consumata. Ha paura il pubblico ministero, e l'ha dimostrato fino adesso, ha paura della verità. Ha paura di sentirsi dire dalle singole ragazze, così come in parte gli è stato detto grazie alla difesa, perché questa difesa, contrariamente a altre parti, non ha paura dell'accertamento della verità. Se ha un test lo chiama, lo mette di fronte alle signore vostre e lo mette di fronte ai suoi doveri. Non sente neanche Berlusconi. Ma per voi è normale, vi dico, so, che parlo di fronte ai magistrati esperti, con anni di esperienza, che un processo per prostituzione minorile venga fatto a dibattimento senza sentire la persona offesa e senza sentire chi avrebbe usufruito del rapporto sessuale di meretrice. Per voi è normale? E questo qui noi lo dobbiamo ricavare dalle telefonate. Oltretutto, quando il rapporto di meretrice in questione è un po' particolare, oltre a essere da sempre un fatto privato, un fatto intimo, difficile in ogni caso da dimostrare. Ma questo rinunciando a tutti quegli aspetti che non possiamo trascurare, culturali, sociali, all'evoluzione. Abbiamo visto il vostro provvedimento sulla libertà
sulla violazione della libertà di autodeterminazione, come sia importante, come questo intervento, questo invito a prostituirsi deve essere stato fatto, deve essere stato chiaro, deve essere stato insistente, ci dice la giurisprudenza, di come si è svolta l'attività persuasiva, o forse parliamo di una mantenuta. Questo problema qui il pubblico ministero non se l'è posto. Sono entrate nel sistema tritacarne e automaticamente sono prostitute. Tra l'altro questo suo teorema comporta anche dei danni notevoli, perché visto che nessuno fino a quel momento le aveva considerate prostitute, tra l'altro considerare una prostituta una ragazza che sdegnata va via da una cena è un'affermazione di una certa forza. E tant'è vero che leggiamo gli atti di costituzione di parte civile, loro di cosa si lamentano? E noi lo sosteniamo da sempre. Si lamentano del fatto di essere state considerate prostitute, pur non essendosi prostituite. E sempre riguardo alla strategia dell'accusa, le contraddizioni del capo di imputazione, la mancanza di precisione del capo di imputazione ha un'altra particolarità che per noi da sempre è essenziale, e ci ritorno perché secondo me è giusto tornarci e mi è consentito tornarci alla luce del vostro provvedimento, che è quello della competenza per territorio. Io mi sono sentito rispondere dal GIP che bisognava fare riferimento al capo di imputazione, che negli atti non c'era prova che il tutto non fosse avvenuto a Milano, quando in realtà nello stesso capo di imputazione, sia nel primo capo che nel secondo, che tra l'altro fa riferimento al primo, quindi con le condotte di cui è il primo capo, si parla solo di arco. L'atto prostitutivo ha indubbiamente ammesso e non concesso da noi, ammesso per un attimo che sia avvenuto con tutte le ragazze, con ognuna di queste ragazze, avvenuto ad arco. E perché siamo qui di fronte a voi? Questo io me lo sono chiesto e continuerò a chiederlo a tutti i tribunali. Voi avete detto nel vostro provvedimento che allo stato degli atti conoscibili nella fase preliminare del dibattimento dovevate fare riferimento, è ovvio, lo dice il codice, Presidente, lo so, lo so benissimo, che fa riferimento al capo di imputazione, però adesso abbiamo finito l'istruttoria dibattimentale. E nell'istruttoria dibattimentale di Milano non se ne parla. C'è un accenno, forse, a un qualche contatto tra Ruby, visto che per determinare la competenza per territorio dobbiamo fare riferimento al capo della prostituzione minorile di Ruby, c'è un accenno a qualche contatto fra Mora e Fede, mai la Minetti, perché purtroppo, fortunatamente, purtroppo per l'accusa, fortunatamente per noi, o solo perché questa è la verità, la Minetti la troviamo poco. Io parlerò poco oggi riguardo al capo Ruby, perché non so di cosa parlare, non so dove trovarla la Minetti. E c'è qualche accenno, qualche contatto, va all'agenzia e tutto, quindi forse l'attività persuasiva sarebbe stata commessa in itinere fra Milano e Monza, chissà quando, chissà dove, chissà da chi? No, perché lo stesso GIP ci dice, quando alcuni delle parti avevano sostenuto la competenza del Tribunale di Messina, che l'eventuale contatto che ci fu al famoso concorso di bellezza siciliano nulla a che vedere con l'atto persuasivo, con l'atto induttivo e tantomeno, dico io, con l'atto materiale della prestazione sessuale prostitutiva. Su questo la giurisprudenza, Presidente,
è univoca. Non ho trovato nessun tipo di sentenze, poi nella memoria che vi depositeremo ve le citeremo, ma non ho trovato neanche una sentenza che mi parli di competenza che si vada a radicare nel luogo in cui viene a verificarsi l'attività induttiva o persuasiva. Non c'è, ma non ci può essere perché è impossibile anche da ricostruire, tant'è vero che nel caso del tentativo, che contrariamente a quello che sostiene la pubblica accusa esiste, perché esistono numerosissime sentenze e ve le porteremo anche del 2011, nell'ipotesi tentativo, quando ovviamente si parla di tentativo perché non è stata raggiunta la prova, perché non è stato commesso l'atto sessuale, l'atto prostitutivo, si dice l'ultimo atto della condotta induttiva, è il caso delle telefonate a volte, e qui l'ultimo atto della condotta induttiva è per forza Arcore. Non ci possiamo fermare prima, perché oltretutto per fermarci prima, dove? A Milano, dovremmo inventarci. Non basta scrivere nel capo di imputazione. Non possiamo consentire che il giudice naturale per legge, impostoci dalla Costituzione, sia condizionato e predeterminato attraverso un capo di imputazione strumentale. È impossibile questo. Non possiamo trincerarci dietro quelle sentenze. Una volta che è stata respinta negli atti preliminari si deve fare riferimento al capo di imputazione, quindi io faccio un capo di imputazione che non si esce da Milano, è Arcore, però nel capo di imputazione ne parlerete in appello. Io non credo che questa sia stata la volontà del legislatore e la volontà di quelli che hanno scritto la nostra Costituzione. E quindi questa è un'altra gigantesca falla del sistema, non del sistema prostitutivo, del sistema ipotizzato dall'accusa, del teorema dell'accusa. Stiamo facendo un processo di fronte a un tribunale che non sarebbe quello che indica la legge. Stiamo parlando di Arcore. Se vogliamo possiamo andare a Messina, perché effettivamente qualche cosa è emerso. È emerso un contatto filmato, Fede, Ruby, è emerso un riaggancio in Milano, non mai chiamato, ti avevo lasciato il numero, me lo sono dimenticato. Quindi si potrebbe ipotizzare, perché tanto più di ipotesi non si possono fare, ma però anche come criterio voi mi insegnate che anziché fare l'ipotesi bisogna cercare l'atto concreto. E qui l'atto concreto, secondo l'accusa, è nella residenza del presidente Berlusconi, che si trova ad Arcore, e quindi non credo di dovermi ancora di più dilungare su questo punto, perché mi sembra chiaro che la competenza territoriale, così come da noi sempre sostenuto con forza, non si può radicare di fronte a questo tribunale. Un'altra clamorosa carenza e anche una palese violazione delle regole processuali è quella riguardante i famosi omissis, che io proprio non mi riesco a capacitare ancora, pur avendo fatto 2 anni questo dibattimento, come possa accadere un fatto del genere. Abbiamo una Ruby che viene sentita più volte dal pubblico ministero, 5-6 volte. Lei in qualche telefonata, però dopo dovremo cominciare, anche per spiegarvi qual è la tecnica espositiva, dovremo cominciare a fissare dei criteri su quando credere a Ruby. Stando al pubblico ministero dobbiamo credere quando gli fa comodo. Quindi ovviamente non gli crediamo, ma non gli credo neanche io che gli interrogatori siano stati 33.
Però nelle telefonate che secondo il pubblico ministero sono la prova regina, io avevo letto una volta che la prova regina era la testimonianza, però probabilmente non sono aggiornato. La prova regina sono le intercettazioni Ruby anche qui di fronte al signore vostro su questi interrogatori ci ha detto delle cose che potrebbero farci non dubitare, però quantomeno pensare. Ma quei pochi interrogatori che abbiamo, tra l'altro mi si consenta, sempre con riferimento alla normalità, è normale che in un procedimento di questa delicatezza, che non è un processo politico, ma almeno delicato, si potrà utilizzare, è normale che non vengano registrati, o che ne venga registrato uno solo. Io ne ho fatti di questi processi qui, in genere c'è un'attenzione particolare alle dichiarazioni della persona offesa, che spesso sono l'unica fonte, visto il fatto che sono stati rapporti caratterizzati dall'essere estremamente privati e poco pubblici, quindi con poche testimonianze. Testimonianze della persona offesa, testimonianze di colui che usufruisce dell'atto sessuale, nessuno. Interrogatori della persona offesa non registrati. Vabbè, non è una nullità, le nullità sono previste tassativamente dalla legge, lo so benissimo, però non è normale. Cioè, noi abbiamo avuto qui pochi interrogatori, uno solo registrato, e in quegli interrogatori lì ci mettono gli omissis. Mi si dirà, vecchia questione, avvocato Righi, ancora con questa questione, ma non è un'ipotesi di inutilizzabilità. No, è un'ulteriore dimostrazione che si ha paura della verità. Si ha paura che la verità possa smentire la tesi accusatoria. Perché io non devo sapere quelle 5 righe che precedono la frase di Ruby in cui dice erano tutte competitive? Su che cosa? Rispetto a quale azione erano competitive? Perché io non lo devo leggere? Mi si dice, vatti a vedere la giurisprudenza, esistono delle esigenze di riservatezza, di indagine, che possono consentire al pubblico ministero questo discovery parziale. Benissimo, ne prendo atto, abbozzo, e mi fermo. Poi dopo vengo a sapere, basta leggere i giornali, vengono a sapere che nell'altro procedimento le hanno prodotte integrali. A che mi dico? Allora queste esigenze di riservatezza, di tutela della privacy dei partecipanti, perché non volevamo fare in modo che persone venissero coinvolte e così in un certo senso diffamate dal fatto di essere testimoni in un processo del genere, l'abbiamo fatto per tutelare una regolarità di queste persone. Qui però, di là no. Di là tutti questa prudenza e questa premura nei confronti di quei testimoni, qua c'è, di là no, di là si possono produrre, si possono utilizzare, la difesa le può conoscere, perché poi alla fine quello che ne deriva non sarà una nullità, non sarà una nullità, questo ormai l'ho capito, anche se a fatica l'ho capito, anche perché il diritto di difesa, secondo me, è stato violato. Ma ha impedito una piena conoscenza alla difesa, ma anche a voi. È una mancanza di rispetto anche nei vostri confronti, perché voi alla fine sarete quelli che dovete giudicare se queste persone sono colpevoli o meno, e le dovete giudicare avendo una piena conoscenza di tutte quelle che sono i possibili fatti, dichiarazioni, interrogatori, testimonianze, telefonate che possono aiutarvi in questo difficile compito. E perché loro le devono omissare così per un capriccio? A questo punto non c'è altra soluzione, è un capriccio, di là le hanno depositate, impedendo così di fatto
un completo giudizio e il sospetto nasce per forza di cose. Nel momento in cui, di fronte a un'insistenza manifestata sin dall'udienza preliminare, scusate, ce le producete? No. Eccezione, respinta. Ce le producete? No. Eccezione, respinta. Fino all'ultimo, ma le avete prodotte di là? Di là hanno rinunciato nell'altro procedimento connesso a Ruby, producendo i verbali integrali. Se le volete far conoscere giuridicamente, però, non li devo andare a leggere sul giornale. Non mi si dica, lei avvocato li conosce perché li andate a prendere nell'altro processo. No, io li devo conoscere qui secondo le regole del codice. Li devo poter utilizzare. Posso chiamare a testimoniare quelle persone che secondo il pubblico ministero sono ininfluenti. Perché questa è la chiave di lettura della strategia. Comando io, pubblica accusa. Sono io che decido come provare, no? In un processo di parti quale questo non decidi. L'accusa porta i suoi testi che devono confortare le sue tesi, ci mancherebbe altro. Però deve mettere in una condizione paritaria prima di tutto la difesa e dopo ancor più il tribunale. Perché noi non dobbiamo sentire quello che è 3 righe sotto, le ragazze erano nude in piscina. Poi erano presenti 2 punti omessi, lo so io pubblico ministero, il processo è il mio, lo giochiamo con le mie regole, no. Lo giochiamo dove voglio io, con le mie regole. Faccio un capo di imputazione che mi fa restare a Milano, faccio gli omissi perché così quei testimoni lì, sì, poi dirò quando mi fa comodo, sì, ma l'ho fatto per loro, per tutelare la loro dignità e tutto, perché capirai, essere ospite a una cena del Presidente del Consiglio è un fatto infamante, no? Tutti nel mondo dicono, ma guai, se si sa che io sono andato una volta a cena dal Presidente del Consiglio, ho visto persone che sono venute qui e detto, sì, io sono andato, quando c'ero io non è successo niente, c'erano anche le ragazze, allora? Tutto questo sempre poi per limitare quell'esigenza di riscontro di cui necessita la loro prova regina, perché la mia resta il dibattimento. La loro prova regina, che sono le intercettazioni, i dati informatici, incontrastabili, non necessitano di riscontri. Da ciò ne deriva un'argomentazione logica insuperabile, è inutile il processo. Perché abbiamo perso questi 2 anni, noi? Se bastano le intercettazioni, bastava trascrivere le intercettazioni in forma paritale, il tribunale leggeva quello, se effettivamente leggeva quello che aveva letto il pubblico ministero, il processo era finito. Non necessita di riscontro. Non te li faccio cercare in maniera piena, perché ogni tanto ometto di metterti a disposizione, quindi impedisco la tua conoscenza su un qualcosa che io, dall'alto della mia visione accusatoria, che a questo punto è un qualcosa di superiore, dico che non è necessario che tu conosca. Erano missate anche delle telefonate. Tra l'altro le telefonate, lei si ricorderà, Presidente, noi abbiamo chiesto la trascrizione integrale di tutte le telefonate, che c'è stata respinta. Ma non è che l'abbiamo chiesta per i soliti sistemi, stratagemmi dilatori della difesa che vuole allungare i tempi in vista di una prescrizione che qui forse è fra qualche millennio. Noi l'avevamo chiesto perché avevamo capito, letto, intuito la loro tecnica, la loro impostazione, che era un'impostazione, valgono solo le telefonate. A questo punto le voglio tutte. No, solo quello che dice il pubblico ministero. Tu difesa, le vuoi tutte, ci mancherebbe altro. Che tu, visto che verrai condannato sulla base delle intercettazioni, vuoi anche sapere tutte le intercettazioni, conoscere, leggerle e farle sapere al tribunale? Pretendi troppo.
o ne indichi 1, 2, 5, 6, 10, oppure tutte non te le trascriviamo. Però non è il primo processo che facciamo con le intercettazioni, e per onestà devo dire non è che il primo processo in cui si arriva anche a delle condanne attraverso il contenuto delle intercettazioni. Però l'esperienza ci insegna, anche le sentenze qualche volta sono utili, che l'intercettazione, essendo la trascrizione di un linguaggio, può essere soggetta a diverse interpretazioni. Può esserci un tono scherzoso, si può mentire al telefono, è già un racconto, e come tutte le volte qualcuno di noi racconta qualcosa, la sua intelligenza, il suo passato, il suo substrato culturale lo descrive, lo accomoda automaticamente, non in malafede. Due persone raccontano lo stesso fatto, ovviamente lo raccontano in maniera diversa, per non parlare delle difficoltà di ascolto, per non parlare dei dialetti. Qui abbiamo delle telefonate in lingua non italiana, delle inflessioni, del linguaggio convenzionale. È chiaro che quando si parla di scarpe in una certa telefonata si capisce che non sono le scarpe, ma è anche vero che in altre telefonate può darsi che delle ragazze di 20 anni, 25 parlino di scarpe, che sono, diremmo, un oggetto che è abbastanza diffuso come argomento. Abbiamo i problemi di trascrizione e tutte queste problematiche risapute, e quindi mi fermo, sull'interpretazione delle telefonate, a cosa portano? Portano alla necessità che la telefonata debba essere riscontrata e, scusatemi, spiegata. Perché in genere, da che mondo è mondo, se ci sono disponibili, se non sono latitanti, contumaci, irreperibili o purtroppo per loro deceduti, si mettono lì o sul banco degli imputati o sul banco dei testimoni le persone che sono state intercettate, di cui ci sono le trascrizioni, e si dice: lei quando ha detto così cosa intendeva? Le si chiede conferma. No, non le sentiamo da subito quando abbiamo fatto le telefonate, abbiamo interessato le telefonate, non le sentiamo a dibattimento perché non ci interessa. Questa è stata tutta l'impostazione. E se voi avete avuto la possibilità di ascoltare direttamente, di vedere le persone che erano protagonisti di questa vicenda, di questa intercettazione, è stato fatto grazie a questa difesa, che è stata l'unica che non ha rinunciato mai a test. Per qualche test abbiamo acquisito i verbali dell'altro procedimento per evitare un qualcosa di inutile. E quindi, dopo aver fatto questa premessa critica e ricostruzione dell'impostazione accusatoria, mi accingo ad affrontare il capo di imputazione che riguarda il Maruca Karima e che ovviamente è figlio dal punto di vista probatorio di tutte queste carenze dell'accusa. E noi tratteremo la posizione della nostra assistita, perché forse è anche ora che comincia a parlare di Nicole Minetti, però ripeto, faccio un po' fatica, perché faccio fatica a trovarla in questo processo, se non nel capo di imputazione o se non nella requisitoria del pubblico ministero. E poi vedremo come si trova Nicole Minetti e dove si trova. Noi tratteremo la posizione della nostra assistita come però deve essere fatto in un processo normale. Io vi ho appena annoiato per dirvi che questo secondo me non è stato trattato dall'accusa, ripeto, non da voi, come un processo normale. Noi abbiamo cercato, con i mezzi che ci consente il codice, di farlo ridiventare un processo normale, e noi pretendiamo che Nicole Minetti venga giudicata
con la normalità e con le regole del processo. Tant'è vero che i testi e che la stessa Ruby ve l'abbiamo portata qui noi. E i testi sulle cene alle quali ha partecipato Ruby, noi non abbiamo rinunciato. Li abbiamo voluti qui di fronte alle signore volte. Poi ci diranno quello che ci diranno di questi testi, che è un blocco pagato, mantenuto, alimentato e quindi da guardare col massimo sospetto. Noi ve l'abbiamo portato qui, ve l'abbiamo messo di fronte alle vostre signorie e voi li giudicherete nella loro attendibilità. Non abbiamo rinunciato, non abbiamo paura dei testimoni delle cene Ruby. Anche perché mi chiedo, ma secondo voi è stato inutile tutto quello che abbiamo fatto noi? È stato inutile portare qui Ruby? Opporci a far diventare l'audizione della persona offesa un normale deposito di atti dati per letti, che poi voi avreste sicuramente letto successivamente? È stato inutile sentire tutte le ragazze? O forse in ogni caso è stato utile, come deve essere, necessario, oserei dire, all'accertamento della verità, che ovviamente passa anche attraverso il giudizio dell'attendibilità dei testimoni. Il capo di imputazione Ruby dice 600 bis, primo comma, per avere compiazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso tra di loro, agendo congiuntamente e disgiuntamente, indotto e favorito l'attività di prostituzione, svolta dalla minore età, la quale compiva atti sessuali con Silvio Berlusconi dietro che il pagamento di corrispettivo nelle cene del 14, eccetera. In particolare la minore partecipava alle serate all'uopo organizzate e articolate in 3 fasi. Una prima fase che prevedeva una cena, una seconda fase detta bunga bunga, una terza fase a fine serata consistita nella scelta da parte di Silvio Berlusconi di una o più ragazze con cui intrattenersi per la notte, e altre ragazze alle quali venivano erogate somme di denaro e altre utilità. Tutto questo per avere, mediante le condotte descritte nel capo che precede. Quindi io devo, per forza di cose, dovrò capire come le condotte che sono state ricostruite e quindi che possono essere addebitate a Nicole Minetti si possono intersecare con questo capo di imputazione, possono avere un loro apporto causale al capo di imputazione. Non parto come il pubblico ministero dalle telefonate. Io parto dalla deposizione dibattimentale di Ruby. Ma lo faccio anche forte del fatto che alla fine le contestazioni che sono state effettuate dal pubblico ministero riguardo alla deposizione di Ruby hanno toccato pochissimi punti che poi affronteremo. E secondo il pubblico ministero, alla fine della deposizione dibattimentale di Ruby, alla quale bisogna credere a intermittenza, quindi mi verrebbe spontaneo, adesso faccio anch'io come il pubblico ministero, credo quando mi fa comodo a Ruby e non gli credo quando non mi fa comodo. Io invece vi offrirò un'altra lettura di Ruby. Quello che emerge da Ruby, quello che emerge da tutto il contesto probatorio riguardo a questo capo di imputazione, non ha nessuna efficacia probatoria nei confronti di Nicole Minetti. Non vi consente di ritenere accertato, dimostrato e provato il capo di imputazione che vi ho appena riassunto.
E il pubblico ministero parte forte, perché ovviamente di cosa si poteva far forte il pubblico ministero se non di un dato informatico incontestabile, i tabulati. E vi dice subito, ci sono 122 contatti, e lo dice, se vi rileggete le deposizioni di Ruby, lo dice quasi 122 volte. Lo usa come arma di pressione, e questo qui sinceramente non mi ha entusiasmato, nei confronti di Ruby, perché quando Ruby si allontana da Nicole Minetti e chiaramente non soddisfa il pubblico ministero, poi dice, boh, sì, l'ho vista lì, ho capito che era Nicole Minetti, che era quella che faceva così, niente, dice praticamente nulla di Nicole Minetti. Ci siamo sentiti, qualche volta ci siamo sentiti, mi ha chiesto il numero, gli ho lasciato il numero, e dice, ma come, 122 contatti, ma è sicuro? Ma lei dice, ma Ruby è esitante, non sarà una novità. Dice, ma non mi sembrano 122 contatti, 122. Allora me li sono andati a vedere, anche perché contrastava con quello che da sempre la nostra assistita e anche Ruby negli stessi interrogatori ci aveva detto, o forse 122 contatti mi si dirà domani, chissà quando, saranno gli omessi, non lo so, saranno omissati 122 contatti, perché io me li sono andati a vedere e in realtà non ci sono. A parte che non bisogna neanche esagerare, 122 contatti vuoti, cioè 122 riferimenti di un tabulato che dice che è stata una telefonata di 80 secondi, non consentendoci però, e questo, almeno questo mi si conceda, che non valgano anche le intercettazioni vuote, che adesso noi ci dobbiamo immaginare, farcire cosa si sono dette Nicole Minetti e Elmarou Karima in questi 80 contatti, dal 23 febbraio al 9 giugno, io sono andato anche più avanti, sono arrivato al 9 agosto, e voi vedrete con uno schema che poi vi produrrò, che vi consentirà di verificare i miei calcoli, che in realtà a febbraio c'è un messaggio e 7 telefonate, a marzo 4 messaggi e 10 telefonate, che non durano più in media di 100, 160, 200 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, in cui si può dir poco anche a voler immaginare, perché ovviamente il pubblico ministero si dice, e in quei contatti lì l'attività induttiva. Ah, dico sì. E chi me lo dice? Tu, pubblico ministero? No, non mi basta. Fai bene a indagare, indaga. Senti Ruby, porta Ruby, chiedila a Ruby. Chiedila a qualcun altro che era lì in giro in quei giorni, o che era vicino al telefono se era in viva voce. Ma non mi puoi immaginare un contenuto di una telefonata. E in tutto abbiamo, in questi 4 mesi, fino alla questura, diciamo, alla previsione della questura, 14 messaggi e 26 telefonate. Questo perché non coincide? Poi ne avremo nei 3 mesi successivi 35 messaggi e solo 5 telefonate. Tant'è vero che poi neanche nelle telefonate intercettate dopo e trascritte non ci sono telefonate, c'è un messaggio solo in cui, e credo che questo non fornisca un riscontro particolare o essenziale, in cui Ruby chiede il numero di Spinelli che l'aveva perso a Minetti. Non c'è neanche la risposta, non sa neanche se gli rispondo, ma gliel'avrà dato. Ma questo credo che non costituisca reato o la prova di nessun reato. Perché il pubblico ministero si è sbagliato? Perché nei tabulati viene riportato, faccio un esempio ma sono tutte uguali, per esempio che il 23 febbraio del 2010 alle 19:42:22 c'è una telefonata di 279 secondi che parte dall'utenza di Minetti Nicole e aggancia la cella di Milano via Marcello con l'utenza finale 84 di Ruby. Subito dopo, sempre il 23 febbraio,
alle 19:42 e 23 secondi, quindi un secondo dopo, c'è un'altra telefonata di 279 secondi in cui l'utenza di Ricolminetti, agganciata a un'altra cella, parla con la stessa utenza di Ruby di quella di prima. Quindi ce ne sono almeno una quarantina che altro non sono che i doppioni che vengono riportati entrambi, e lo vedrete perché è assolutamente impossibile che se io comincio una telefonata alle 19:42 e 22 secondi che dura 270 secondi, quindi oltre 4 minuti, ne possa sovrapporre un'altra un secondo dopo che duri gli stessi 4 minuti. Quindi è chiaramente sia per l'utenza intercettate, sia per la durata, sia per gli orari, la stessa telefonata. E questo spiega l'errore in cui è caduto il pubblico ministero. Un altro passaggio brevissimo sulle telefonate, cioè l'utilizzo delle telefonate è arrivato all'esasperazione assoluta. Siamo dovuti andare, siccome non ci sentivamo forti noi pubblici ministeri, a un certo punto siamo dovuti andare a prendere le telefonate di un altro procedimento. Non ci bastavano le nostre. Siccome noi vogliamo provare solo con le telefonate, siamo andati a prendere le telefonate dei Briatore alla Santarchè, che mesi dopo i capi di imputazione avrebbero detto, nell'ambito di una telefonata, che come tutte le telefonate fra amici può avere 1000 toni, può essere oggetto di scherzo, può essere di commento, è tutto per dirci che continuavano le cene. Continuano le cene. Vedete com'è costante la ricerca di prove che in un processo normale non sono prove. E il pubblico ministero, per arrivare a contestare a Nicolminetti questo reato, cosa utilizza? Utilizza il concorso di persone, perché ovviamente, e voi l'avete visto e ascoltato, fra Nicolminetti e Ruby ci sono pochi, per non dire pochissimi, forse nessun contatto vero e proprio. C'è una presenza contemporanea delle cene, che poi vedremo. C'è qualche telefonata normalissima fra ragazzi di quell'età, 30 telefonate in 4 mesi, considerati i ritmi e le frequenze che invece ci sono solitamente fra ragazzi di quell'età. Alcune telefonate sono di un secondo, quindi è il classico squillino che una fa all'altra per essere richiamata nella specie Ruby. Il pubblico ministero arriva all'osmosi conoscitiva, termine che ha comportato non poche difficoltà a noi per cercare di tradurre dalla chimica il concetto che voleva il pubblico ministero spiegare. Osmosi conoscitiva che quindi va interpretata tutti conoscono e tutti sanno. Quindi fede mora, chi in una maniera ha un concorso, chi in una maniera nella sua agenzia hanno conosciuto Ruby, hanno saputo, appreso, non potevano non aver appreso della sua minore età, e quindi per questo principio osmotico un po' nuovo nei nostri tribunali, ma questo non è un processo normale, quindi probabilmente vale anche l'osmosi, deve essere attribuita anche a Nicolminetti. E poi va avanti perché dice che a un certo punto la prova che qualcosa era stato fatto la si rivede in tutta quell'attività considerata anche di inquinamento, con tutta quella ricerca di conoscenza di quello che stava accadendo, che viene fatta mesi dopo attraverso questi incontri, questi
interrogatori, queste richieste di chiarimenti con avvocati o quello che è, con un'attività che viene fatta salvate il soldato Ryan. C'è un piccolo problema, che se lasciamo perdere l'osmosi, io non lo capisco, non ho studiato chimica, io non la trovo Nicole Minetti. Perché quando Ruby al telefono, e adesso le utilizzo io le telefonate, così faccio felice la pubblica accusa, quando Ruby al telefono parla dei preoccupati, di quelli che si stavano attivando, di quelli che, dai quali lei può pretendere, non nomina mai. Andate a rileggervele tutte, in tutte quelle telefonate che parlano degli incontri con l'avvocato Giuliante a casa di Mora, sotto Mora, la Facchinetti. La Minetti non esiste, non la mette fra i preoccupati, non la ritiene una che si deve preoccupare. Poi mi si dirà, però quando parla con Fede a fine ottobre dice, quella lì ci metterà nei guai. Vabbè, se anche la Minetti a ottobre avesse per avventura previsto che forse sarebbe potuto accadere uno scandalo, questo deve diventare la prova della sua partecipazione a un'attività di induzione alla prostituzione minorile? O forse la prova di una persona che, in forza del suo ruolo, in forza della sua presenza in quei posti, in forza del fatto che era consigliere regionale, in forza del fatto che sa che essendoci di mezzo il Presidente del Consiglio, qualsiasi cosa venga fuori, verrà fuori uno scandalo, loro usano altri termini, verrà fuori un casino. E questa qui è l'unica cosa, ma non ce la mette Ruby però. Ruby non ce la mette mai. L'unico contatto che voi trovate, Ruby Minetti, è la richiesta di Spinelli. Poi c'è una telefonata, e vedrete anche quella, c'è trascritta, c'è nella memoria del pubblico ministero, c'è dappertutto, in cui, parlando con la Guerra, la Minetti dice, ma chi è questa? Io ancora non ho capito chi è questa, chi l'ha portata? Chi l'ha portata? E questo lo dice non in un momento in cui ha già cominciato una linea difensiva. E quindi il pubblico ministero, quando vuole a tutti i costi inserire Nicole Minetti rispetto all'imputazione Ruby, cosa utilizza? Utilizza l'osmosi, poi mi utilizza le testimonianze, e questo è veramente stupefacente, perché poi siccome lui testimoni li porta pochi, quei pochi li deve utilizzare dappertutto. Dice, io ne ho pochi di cui mi fido, quindi la testa Batilana, Danese, Fadini e Tumini sono gli unici testi attendibili di questo processo, e la loro testimonianza va utilizzata anche per le cene alle quali loro non hanno partecipato. È questo che vi chiedo di fare il pubblico ministero. Dice, come si svolgevano le cene alle quali ha partecipato Ruby? Come hanno testimoniato queste 4 testimoni. E questo però mi si consente, è un ragionamento che si può fare dappertutto meno che in un tribunale. Si può fare dappertutto meno che in un tribunale. Perché la signora Tumini ha partecipato alla cena del 22 settembre, del 19 settembre, le altre ha delle cene di agosto. Ruby smette di andare a una cena, Ruby smette di andare a maggio. A me, sinceramente, quello che raccontano loro sarà utile per ricostruire quelle cene. Io per ricostruire quelle cene mi affido a Ruby, poi bisogna vedere se credere, quando credere, oggi sì, domani no, questo pezzo qui sì, questo pezzo no, e alle testimoni che abbiamo di quelle cene e alle telefonate. E io qui la Minetti non la trovo. Anzi, mi si consente, oltre a non poter utilizzare le cene prototipo, che la chiamo così, le cene prototipo, no? Prototipo di cena, questa qui,
una cena a casa del Presidente del Consiglio Berlusconi è avvenuta come lo racconta Ambra Battilana. Basta. Non ammetto la prova contraria. Però, anche quando vogliamo credere a Ruby interrogatorio, non a Ruby dibattimento, Ruby non descrive una cena come quella della Battilana, perché l'unica cosa che dice, dopo, no, non che dice, che le viene contestata è l'aver visto ragazze nude. Lei in realtà dice spogliarelli, lei in realtà dice che rimangono in abbigliamento succinto, poi a contestazione del pubblico ministero fra un omissis e l'altro si spara là, no, a un certo punto tu hai detto che erano nude. Ma questo però non contrasta con nessun'altra tesi. Non ci si venga a dire che anche per questa cena qui dobbiamo fare affidamento esclusivamente sulla Battilana, la Danese, la Fadile, la Tonini, non sul blocco delle brave giovani donne. Non c'era. Se permettete, la loro valenza probatoria, non avendo assistito a nessun fatto, equivale in questo caso a zero. È chiaro che si trattava di cene gioviali, è chiaro che cene dove c'erano dei balletti, quindi simili alle loro. Però non possiamo scendere nei particolari di dire, no, Ruby è smentita dalla Battilana. No, sono mai viste. Non è questo il sistema di operare a livello giuridico. Per ogni cena, per ogni ragazza va data una serie di prove e riferimento agli atti a cui ho partecipato con la ragazza. E quindi cosa ha detto Ruby? Non vede né spogliarelli né toccamenti, a contestazione vede delle ragazze nude. Non parla mai della Minetti, sì, dice che l'ha vista lì. E attenzione, anche a tutto voler concedere, il ruolo e le condotte che attribuisce la Minetti è assolutamente uguale a quello di tutte le altre ragazze che lei stessa, se vogliamo crederle per un attimo, definisce in competizione. Non ha mai detto Ruby, né negli interrogatori né oggi, né qui davanti a voi, che la Minetti le si avvicinò, che la Minetti la persuase, che la Minetti la invitò a prostituirsi con Berlusconi, che la Minetti le spiegò il sistema prostitutivo. Non la cita mai. Non ci parla probabilmente con la Minetti. Ci parla poco al telefono, non ci parla neanche lì. Se vogliamo esaminare le dichiarazioni della Ruby, chi ha un ruolo veramente primario non è la Minetti, è la Consensale, che la ritroviamo dappertutto. La ritroviamo alle cene, la ritroviamo a ballare, la ritroviamo a spogliarsi, la ritroviamo a parlare con lei, la ritroviamo a vivere con lei, la ritroviamo a avere un passato forse di prostituta, la ritroviamo forse a invitarla a prostituirsi. Questa è la Consensale, e la ritroviamo in questura, e ci ritroviamo Ruby dopo la questura a casa. Questo vi dà la prova della forzatura dell'accusa nel volere, direi, a tutti i costi inserire Nicole Minetti in questo campo in cui non ci si ritrova, ma non la ritroviamo. Ricordiamoci che poi Ruby, in tutte le sue telefonate, non cita mai la Minetti, nonostante che sia sicuramente, indubbiamente, un personaggio
di primo piano all'interno delle cene di Berlusconi, una delle favorite del Presidente, l'ex fidanzata del Presidente, una di quelle che ballava, non la cita mai. È un consigliere regionale, è un ex soubrette televisiva, la va a prendere in questura, ma Ruby non ne parla mai. E poi concludo con il problema della minore età, perché chiaramente la minore età è fondamentale, visto che dobbiamo applicare una norma che pretende da parte degli eventuali colpevoli del reato di prostituzione minorile la conoscenza e la consapevolezza della minorità. E qui il pubblico ministero, diciamo che si supera nel momento in cui dice ma bastava interrogarla, dopo 2 minuti si capiva che era minorenne. Quindi io prendo atto dell'esperienza della pubblica accusa, che però non può contemporaneamente anche recitare il ruolo di testimone e di perito, e quindi mi affido a quelle che sono state le emergenze, le risultanze del dibattimento e le testimonianze. Partiamo da chi? Partiamo da tutti i testi. Non c'è un test che ce la descrive come una che si dichiarava minorenne, se non in qualche telefonata alla Pasquino, ma non riusciamo a collocarlo nel tempo, questo momento conoscitivo che poi mi riguarda poco, difendendo io Nicole Minetti. Poi abbiamo tutta una serie dai carabinieri ai tassisti che dicevano bah, questa sembrava che aveva 25 anni, diceva che aveva 24 anni, era egiziana, marocchina e tutto, era alta, matura e tutto sembrava meno che una minorenne. Anche questi non li possiamo utilizzare perché se no porterebbero a un'assenza della consapevolezza della minorità da parte di Nicole Minetti. E quindi dobbiamo andare a prendere le contestazioni del pubblico ministero, perché mentre a dibattimento lei dice, lei Ruby, che non le ha mai detto che era minorenne e che la Nicole Minetti lo ha preso solo la famosa sera della questura, e questo un po' lo si capisce anche da una telefonata che lei dice che aveva sentito fare la Minetti a Berlusconi, in cui dice ma questa è minorenne, non sapevo, si è arrabbiato perché era minorenne al volo lì. Però detto questo, a un certo punto in uno degli interrogatori, 3 agosto, 22 luglio, ma credo che sia quello del 3 agosto, dice no, la Minetti lo sapeva, avevo detto sia lei che Berlusconi, sia dalla prima o dalla seconda sera, ha poca importanza, comunque l'hanno saputo da subito. E da qui, se volete, non ne usciamo, quindi dice Ruby ha mentito a dibattimento, la verità è quella detta ai pubblici ministeri, scusate se c'è qualche omisso, scusate se non è registrata, però prendiamo quella per verità. E io la prendo, però dopo la devo utilizzare. E se anche Nicole Minetti, io non ci credo perché non ritengo completamente attendibile Ruby, e quindi non ho questa forza e questa capacità che invece sembra avere il pubblico ministero di capire quando Ruby dice la verità e Ruby non lo dice. Io cerco i riscontri e quindi dico, siccome tutti dicevano che lei diceva di essere maggiorenne, tutti gli altri, e siccome Ruby spesso non dice la verità, per me Ruby non gliel'ha detto neanche alla Minetti, neanche a Berlusconi. E la Minetti, così come dice anche lei, per quello che può valere, l'ha saputo la sera della questura. Però parliamo anche un po' di diritto, perché siamo in un tribunale. Quindi, cioè, qual è la condotta del reato contestato a Nicole Minetti? Cioè la condotta dell'induzione, la condotta
nel favoreggiamento. È sufficiente la minore età? Parlo dei giudici troppo esperti per potermi fermare a questo punto. Se anche fosse vero che Nicole Minetti in una di queste cene, se volete in una di queste prime cene, avesse saputo, sentito dire che Ruby era minorenne, poi cosa abbiamo? Aveva forse un obbligo di impedire l'evento, Nicole Minetti? Abbiamo un'altra traccia di quella che deve essere l'attività persuasiva? Induzione corrisponde a determinare, persuadere, eccitare o rafforzare un intento già esistente, ma anche prospettare ulteriori stimoli per dedicarsi all'attività di prostituzione. È necessario tuttavia che l'attività di convincimento abbia avuto incidenza causale e ai fini di ritenere il reato consumato anche l'atto di prostituzione sia stato effettivamente realizzato. Addirittura qui dice che non è sufficiente che infatti che il minore abbia psicologicamente accolto, adesso ho perso la pagina, l'istigazione, ma si richiede l'effettivo inizio dell'attività prostitutiva, altrimenti si avrà tentativo. Questo secondo il pubblico ministero non c'è. Qui però, rispetto a Nicole Minetti, c'è il nulla. C'è la sua presenza d'Arcore a una cena che ci viene raccontata tranquilla, non posso dire elegante, se no mi si accusa di essere in malafede o funambolo, raccontate in maniera normale. 80, vogliamo chiedere, ne mettiamo 122 messaggi vuoti, una serata in questura, la serata in questura in cui c'è la Nigro, c'è la Conceição, ci sono tante altre, tutte che si mobilitano, e questo con l'attività induttiva, perché il capo di imputazione dice altre cose. Cioè, noi ricordiamoci che non è che siamo qui per fare delle esercitazioni di diritto, per avere congiuntamente indotto e favorito l'attività di prostituzione. Ha forse fatto Nicole Minetti da intermediaria per i pagamenti? Ha forse fatto Nicole Minetti da intermediaria per i pagamenti? Le ha forse dato una casa? Anche Ruby è andata all'Oggettina? Non credo, anche se le condotte sono quelle di cui è il campo di cui si occuperà l'avvocato Pantano. E quindi mi si dirà, vabbè, però lei avvocato si dimentica del concorso. Dico no, io del concorso non mi dimentico, non sto parlando del concorso di bellezza siciliano, ma del concorso di persone nel reato. E lì abbiamo proprio il salto nel buio, dal nulla al salto nel buio. Quindi su Nicole Minetti non c'è niente, però dobbiamo ricordarci che c'è questo sistema prostitutivo lì campato in aria, dove abbiamo gli assaggiatori, i reclutatori che girano l'Italia in cerca di ragazze che, spinte da un interesse economico, di fare carriera televisiva e tutto, e quindi la Minetti sa che ci sono gli altri, sa che Ruby è minorenne perché questo rapporto è osmotico, lo sa Fede, lo sa Mora e Fede lo inducono, la portano da Berlusconi, quindi è colpevole anche Nicole Minetti. Perché? Perché risponde a titolo di concorso. Ma una delle tante cassazioni sul punto, che è conforme anche a una sezione unita, quindi dice: in tema di concorso di persona, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase di attiva o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma si sia manifestata. Cioè, noi non possiamo solo perché ce lo dice il pubblico ministero, con tutto il rispetto che io ho per il pubblico ministero, dire ma sì, era d'accordo con Mora e Fede. Obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase di attiva o preparatoria del reato e di precisare
sotto quale forma essa si sia manifestata. Il rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. Rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri. Non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista nell'articolo 110, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. E allora io rispetto le sentenze, le studio, le guardo e voglio adattare questo principio enunciato dalla Cassazione, che ha conforme una sezione unita del 2003, e dico: dov'è il concorso? Non lo trovo per Ruby, almeno dovrei trovare un contatto Fede-Mora, Minetti. Cioè dovrei trovare delle telefonate, e non le ho trovate, nonostante che il pubblico ministero ce l'abbia riproposto in tutte le salse, da tutte le parti. Qualsiasi cosa leggi, ci sono le telefonate dappertutto, quelle di Briatore, della Sant'Anché. Sono andato dappertutto a cercare, ho anche discusso con il collega, perché dicevo: è impossibile che non ci siano le telefonate fra Mora e la Minetti, rispondono a tutto il concorso, dovranno essersi messi d'accordo. Se il pubblico ministero dice che c'è la prova del concorso, dove la trova? Nelle telefonate. Le telefonate non ci sono. C'è una telefonata con Fede, quella sarà uno scoglio insuperabile. Una telefonata con Fede in cui dice: hai saputo Ruby che casino che ha fatto? Quella ci metterà nei casini. E questa sarebbe la prova del concorso nell'attività dell'assaggiatore, in quello che le porta a cena da Giannino, in quello che dice se guardiamo se va bene, questo è per Berlusconi. Dov'è il rapporto con Nicole Minetti? Perché Nicole Minetti deve rispondere di un reato rispetto al quale non c'ha nulla? Non è che c'ha poche prove, c'è il nulla probatorio. E concludo veramente dicendo che se poi farete un esame comparativo rispetto alla posizione Ruby delle condotte di Nicole Minetti rispetto alla condotta di tante altre ragazze con cui la Ruby invece ha avuto un sacco di rapporti, un sacco di telefonate, allora voi capirete che in realtà qui Nicole Minetti non c'entra niente e al limite c'entrano delle altre, perché non c'è una telefonata fra Nicole Minetti e Ruby in cui si parli di prostituzione, né prima né dopo. E Ruby negli interrogatori non ha mai attribuito alcuna attività induttiva, persuasiva a Ruby, né le ha mai chiesto di fare l'intermediario, e non mi si dica che questo sarebbe provato dal messaggio in cui gli chiede il numero di Spinelli. Non voglio credere che si possono chiedere 7 anni di reclusione in forza di niente, facendo di tutta l'erba un fascio, generalizzando e utilizzando un sistema probatorio che non è quello che consuetamente viene utilizzato nei nostri tribunali, e chiedendo anche una pena che è sicuramente eccessiva, ma non mi interessa, perché non merita nessuna pena per questo capo e neanche per l'altro, senza fare la benché minima distinzione. Qui abbiamo il numero 3 che ritorna, trifasica, 3 ragazze, 3 imputati, tutto uguale. 3 tipologie di ragazze, tutto così, c'è una trifasica, 3 così, si fanno le richieste di pena la prima volta. Così, indiscriminatamente, persone che possono essere state colpite, attinte da procedimenti penali, persone che possono avere una certa età, persone che possono essere giovani, persone che possono essere state sempre presenti quando serviva, che si sono fatti interrogare, non fanno prigionieri. E io questo, signori giudici, non lo posso tollerare. Qui i prigionieri si devono fare, qui si deve fare giustizia. Non si può generalizzare, non si possono prendere telefonate da ogni dove e poi dire: vabbè, i testi poco importano. Per Ruby non c'è prova e per questo motivo vi chiedo l'assoluzione per non commesso il fatto. Passo la parola dopo la pausa, che credo